vi do il benvenuto nella nostra sezione dedicata alle biografie della quinta edizione di Trinachia, Premio Internazionale di Scrittura Autobiografiche, Biografiche e Poetiche dedicate alla Sicilia. Sono felice di essere insieme a Rossella Iannello, che fa parte della nostra giuria internazionale, e felice di incontrare le nostre autrici e gli autori che si sono classificati fra le prime 3 opere selezionate nella sezione biografie. Do il benvenuto a Maria Giovanna Scavone, l'autrice dell'opera Bianca. Il nostro benvenuto anche a Graziella Puglisi, autrice dell'opera Il mondo della verità, e anche il nostro benvenuto a Fabio Carapezza, autore dell'opera biografica Quando un uomo nasce maledetto. Sono queste le opere che la giuria ha selezionato nella nostra quinta edizione di Trinachia. Allora, vorrei condividere con voi un messaggio da parte della nostra giurata Lisette Fernandez Marquez, che non era, la quale non poteva essere presente a questo incontro stamattina, e ascoltiamo il suo messaggio rivolto agli autori che hanno partecipato a questa edizione. Fernandez, volevo cogliere l'occasione per salutarvi, ringraziare l'organizzazione Stelle in Tasca alla quinta edizione del premio Trinachia, il premio internazionale sulle scritture sulla Sicilia. In questa occasione, insomma, ho avuto l'opportunità, su invito del professore Orazio Maria Balastro, che mi ha invitato a essere parte della giuria, di scegliere sia i vostri lavorati di scrittura poetica, le vostre poesie intitolate L'Isola, sia anche la parte autobiografica. Devo dire che sono state delle letture veramente molto belle, molto interessanti, anche se io ancora non ho avuto occasione di conoscere la vostra isola. Era come se fosse stata per un attimino di quei bellissimi posti che un po' mi ricordano, insomma, la mia Venezuela. Volevo anche darvi coraggio, insomma, questa situazione speriamo passerà presto. Soprattutto sarà un'occasione per riunirsi tutti insieme e festeggiare tutti i premiati, insomma, io ho scelto, ho dato le mie preferenze, anche se davvero devo dirvi che è stato non facile perché erano tutte troppo belle. Io vi ringrazio l'organizzazione Stelle in Tasca, al professore Orazio Maria Balastro, e speriamo, insomma, a presto. Grazie mille. Rossella, confermi anche tu che è difficile questo nostro ruolo di giurati? Assolutamente, me ne accorgo ogni anno che passa. In particolare le opere di questa sezione mi sono sembrate grondanti di una serie di significati e di metasignificati, per cui è facile, come dire, lasciarsi prendere la mano e magari smarrire anche il senso del tipo di giudizio che dobbiamo dare su queste opere. Sì, mi hanno trascinato via, la lettura di queste opere mi ha trascinato via, poi ho dovuto un attimo farle depositare nel mio immaginario per decidere sulle votazioni. Ci siamo sentiti, ti ho anche espresso via strada facendo anche alcune difficoltà che ho avuto nel decidere il tipo di votazione da dare, quindi confermo. Grazie. Devo dire che ogni anno è sempre oneroso ma piacevole poter leggere le opere che vengono presentate al nostro premio, e in modo particolare per le biografie. Le biografie, come le autobiografie, sono la descrizione di una totalità o di una parte della storia di vita di una persona, di un gruppo familiare a volte. E
e sono molto importanti per noi perché ci permettono di dare valore alla storia delle persone, molto spesso persone che non sono conosciute. Per noi è importante poterle poi accogliere anche all'interno del nostro archivio, l'archivio della memoria e dell'immaginario siciliano, come un patrimonio di storie vissute, patrimonio immateriale e un patrimonio che ci parla della nostra umanità, ed è per questo che le biografie assumono un significato molto importante anche per il nostro premio. Io ricordo che nella prima edizione di Triniachia non avevamo ancora la sezione biografie e che questa è stata aggiunta e pensata rispetto a questa importanza con la seconda edizione, perché nel corso della prima edizione abbiamo già colto questi segnali, l'importanza che alcuni autori e autrici volevano dare ad una storia. Andava raccontata quella storia, quella vita, perché altrimenti se ne sarebbe perso il significato, il valore, che quindi doveva restare nella memoria della comunità a cui apparteneva ed anche essere condivisa con il resto del mondo. Quindi in questo senso le biografie sono per noi delle opere molto significative. Rossella, vorresti intervenire su questo tema? Sicuramente sono delle finestre su delle storie che finiscono per essere delle finestre sulla storia, che al di là delle vicende personali narrate aprono uno squarcio su un frammento della società dell'epoca, sui modi, persino sui modi, lo vedremo dopo, di intendere la sanità in un certo periodo. Diciamo che ci regalano molti punti di vista. Ci possono essere delle interpretazioni ristrette o più allargate. Utilizzo una frase che mi piace molto: è un continuo di campi lunghi e primi piani che insieme ci restituiscono un affresco non solo di quella storia, di quel nucleo familiare, ma di quel periodo. Io ho trovato questo aspetto molto interessante. Io credo che sia arrivato il momento per noi di iniziare ad ascoltare una parte di queste storie dalla voce delle loro autrici e degli autori, e vorrei dare inizialmente la parola a Maria Giovanna Scavone, che ha realizzato l'opera Bianca. Prego. Eccomi. Bianca frugò nella mente alla ricerca di qualcosa che avrebbe potuto tenere Giacomo buono ad aspettare tutto il giorno. Una bella arancia, promise. Un'arancia grossa e lucida, rossa rossa dentro e piena di succo dolce, con tanta scorza bianca da masticare. Inaspettatamente, le piccole mani di lui, che sapevano della creta con cui aveva giocato la sera prima, si chiusero sulle sue guance fredde. E lei sentì che il suo cuore faceva un piccolo salto, ma solo uno. Con gli occhi già chiusi di nuovo, apparentemente soddisfatto, «Grazie», balbettò, «sarò bravo». E tornò a posare la testa sul cuscino di lana gonfio gonfio come piaceva a lui. Bianca si levò con un sospiro, sfilò la camicia di cotone grezzo e ruvido, versò un po' d'acqua nel catino che stava in angolo, poca, perché era tanto preziosa quell'acqua attinta all'abbeveratoio e portata nelle pesanti giare caricate sulla mula. E con gesti frettolosi e brividi di freddo si lavò rudemente il volto e le mani, come un uomo. Come un uomo indossò gli abiti da lavoro e, facendo appena in tempo a vedere sua madre che si alzava, uscì dal dammuso senza un saluto, come le bestie, pensò tra sé. Sulla porta di casa trovò il piccone e la zappa che sembravano aspettarla, come ogni mattina, e appeso al gancio per gli animali il tascapane, preparato la sera prima, in cui avrebbe trovato un pane, un pezzo di tuma e un bumuleggio con l'acqua sufficiente per la sete di tutto un giorno di lavoro. Quasi con fierezza si caricò tutto sulle spalle e si avviò.
un'ora a piedi per andare e una per tornare. E non era neanche il più lontano dei pochi fazzoletti di terra che la sua famiglia rubava alle pietre per ricavarci il minimo necessario a sopravvivere. Camminava già da 10 minuti buoni, quando vide una sagoma fin troppo conosciuta barcollare al bordo del sentiero. Provò un moto di ribellione e una rabbia sorda, ma durò solo un attimo. La invitiamo a descriverci, per chi non ha letto l'intera opera, chi è Bianca e perché lei ha desiderato raccontare la sua storia. Bianca è una ragazza vissuta nei primi anni 10 del secolo scorso. Era una ragazza che apparteneva alla famiglia di mio marito e la cui storia è stata raccontata a spizzichi e bocconi perché era una brutta storia. Io ricordo che mio suocero, quando me la raccontò, io ero ancora fidanzata, mi disse: io avevo una zia e questa zia morì malamente. Dico: ma come? È stato molto difficile fargli raccontare questa storia. Era una ragazza che viveva la vita che vivevano le ragazze contadine di quel tempo nella nostra Sicilia, e tra l'altro nella Sicilia dell'entroterra. Il nostro entroterra è Brullo, le nostre campagne non sono quelle vicino al mare o quelle collinari, montuose, verdeggianti. Brulla è la terra e Brulla era la vita di queste persone, dove anche le ragazze lavoravano come gli uomini e soggiacevano ai tempi, ai ritmi della campagna. Però questa ragazza sognava di essere diversa da quella che era, ma era un sogno che non poteva permettersi, non riusciva a permettersi. A un certo momento della sua vita ha pensato di poter sognare questo sogno, però non è andata come lei sperava. E purtroppo questi episodi sono passati moltissimi anni, però la cronaca ci racconta molti episodi di ragazze, di donne che sperano di sognare un sogno che diventa un incubo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere questa storia. Grazie. Rossella, vuoi prendere la parola? Sì, assolutamente. Parto dal sogno delle ragazze, si potrebbe dire dal sogno dell'estetista di Librino. Librino, per chi non è catanese, è una città parallela, vorrei dire, un grande quartiere a sud di Catania, che ha una popolazione tale da essere quasi una città a sé stante, dove purtroppo molte ragazze sognano una vita diversa da quella che poi vivranno. Magari sognano di diventare delle estetiste famose, non ho usato a caso questo termine, e poi finiscono sposate a 16 anni e già separate a 18, con figli, eccetera. Per dire con la signora che è molto difficile poi mantenere le promesse fatte a se stesse, come nel caso di Bianca, che non solo si trova a come dire, sostituire in qualche modo il ruolo del fratello, che pur essendo il maschio di casa non ha alcuna voglia di mettersi a lavorare nei campi e di fare quella vita che la sorte gli ha assegnato, ma preferisce farne una diversa. Ma nel momento in cui alza la testa, Bianca troverà la violenza, troverà la violenza carnale, la violenza terribile, quasi a dire alle donne di quel periodo, ora meno fortunatamente, ma come dire alle donne di quel periodo: non si rialza la testa, fai la tua strada senza chiedere niente, senza vedere niente, senza pretendere niente. Quindi questa doppia lettura che si può fare di quest'opera mi ha affascinato. Da un lato una vicenda personale minima, probabilmente come tante di quel periodo, dall'altro questo guizzo che trasforma una vicenda usuale in una vicenda molto particolare e molto drammatica, e aggiungo molto ben scritta. Complimenti. Grazie. Questo è un tema che noi ritroviamo molto spesso nelle scritture che abbiamo letto, ascoltato, condiviso, sia all'interno del premio come anche all'interno dei laboratori di scrittura. È un tema trasversale
che viene declinato diversamente ma che si ritrova spesso. Assolutamente sì. Poi la presenza anche di Rossella all'interno del premio, non solo perché scrive in senso autobiografico, ma anche perché ha scritto la storia anche di una donna, una nostra conterranea di Catania, la Mioccio, no? La bella Angelina. La bella Angelina, e che questo mi aveva fatto pensare che aveva tutto come dire, la competenza poi anche di occuparsi della sezione biografie. Sì, spendo solo 2 parole sulla bella Angelina, già che l'hai nominata, per raccontarne in estrema sintesi la storia. Non si tratta di un vero e proprio femminicidio, ma di un femminicidio procurato, potremmo dire così. La ragazza, 19 anni, primi anni del secolo scorso, famiglia borghese catanese, viene promessa dal padre a un facoltoso avvocato di 20 anni più grande. Lei tenta di resistere in tutti i modi, anche perché c'è già il suo amore, un ragazzo come lei, ma non c'è niente da fare. Allora, quale forma di estrema protesta, si butta giù dal castelletto che il padre sta facendo edificare per le nozze. Lo strapotere del padre rispetto a questa morte non preventivata è che poi la salma verrà mummificata dal padre, e tuttora questa salma mummificata è all'interno della cappella nel cimitero di Catania. Naturalmente è stata seppellita, è stata mummificata vestita con l'abito da sposa. Quindi potremmo, l'ho fatto Orazio per primo, ma io sono assolutamente d'accordo, potremmo definire a tutti gli effetti questo un femminicidio. Allora, Maria Giovanna Scavone, la sua opera è stata premiata ed è classificata come terza opera all'interno di questa sezione delle biografie. Grazie. Voleva aggiungere qualcosa? No, nulla, vi sono molto grata e sono soprattutto molto contenta che il mio lavoro sia piaciuto e che questa storia piccola sia in qualche modo possa rimanere scritta nella vostra antologia, possa essere letta da qualcun altro e ricordata. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, adesso io vorrei sollecitare Graziella Puglisi a intervenire, condividere anche lei con noi una parte della sua opera intitolata Il mondo della verità, e poi raccontarci un po' l'esperienza di questa scrittura biografica. Sì, volentieri. Leggo. Ti piacevano i fiori. Del tuo vestito a roselline, mamma, mi è rimasto solo un ricordo sbiadito. Frugo nella mia memoria cercando i suoi originali colori, ma un velo nero appanna i miei occhi e la tristezza prende il sopravvento. Cerco dentro di me quell'imbarazzo di adolescente che mi provocava la tua voce, quando, mentre lavavi i piatti, cantavi storpiando i testi delle mie canzoni preferite, e mi risponde l'eco di un pianto muto, il mio. Anche le tue margherite sono diventate polvere, disperse nel vento, senza più alcun odore. Le tue mani di bambina le tenevano strette, mentre una macchina fotografica rubava il tuo sguardo innocente e fiducioso, proteso verso un futuro di promesse e disattese. Ho recuperato in giro vecchie foto che mi raccontano di te. Ho ascoltato pezzi della tua storia, ma mi mancano tante parti, perdute per sempre. Provo a dare una logica, un senso a quel canovaccio misterioso che è stata per me la tua vita, e mentre scrivo di te mi accorgo che stranamente riesco a dare un senso anche alla mia. Di tutte le persone che ti hanno conosciuta, che ti sono passate accanto, ho ricevuto versioni diverse e contraddittorie, come se sotto la superficie dell'amore e del rispetto che si porta per convenienza ai morti stia accuratamente nascosta
una lava bollente di rabbia e di rancore, a cui nessuno darà mai il permesso di uscire, perché è un permesso che bisogna darsi da soli. Percorro con le mie sorelle ricordi della nostra infanzia, taglienti come pezzi di vetro. Ognuna di loro porta il suo bagaglio di pena e di dolore, gli stessi fatti, narrati con il filtro della loro sofferenza personale, sembrano sempre diversi e mi vergogno un po' perché per tanto tempo ho tenuto le mie orecchie tappate per non sentirli, così da poter andare più spedita per la mia strada e mettere più distanza possibile al mio antico dolore. Oggi mi ritrovo con il cuore sanguinante e impotente, ferma. Il mondo cambiava sotto i nostri occhi, mamma, girava vorticosamente. Io cercavo di stargli dietro, anche se catene invisibili mi facevano procedere trattenuta, ma tu restavi ferma, fedele a te stessa. La nostalgia e l'impianto mi accompagnano in questo viaggio a ritroso nel tempo e tu parli al mio cuore come non hai fatto mai. Per tutta la vita inseguiamo l'amore delle persone e ci danniamo, ci attacchiamo alle cose, crediamo di afferrarle e ci illudiamo di trattenerle. Ma le cose si beffano di noi, sopravvivendoci. Alla fine quello che resta è solo l'amore che abbiamo saputo donare. Figlia mia, oggi tu ti chiedi com'è stata la mia vita e che ne ho fatto di essa, ma solo tu sei in grado di dare le risposte alle domande che forse io non mi sono posta mai. Questo è il brano. Puoi condividere con noi il senso di questa scrittura, quando hai iniziato, perché hai deciso di fare questa biografia riferendoti a tua madre? Sì. Io ci ho provato allora, io sono una assidua frequentatrice dei laboratori di scrittura delle stelle in tasca. Ho partecipato sia a dei laboratori autobiografici e sia a 2 laboratori biografici. Mi ricordo che il primo laboratorio biografico io volevo scrivere la storia di mia madre. Poi invece ho scritto la storia di una mia amica che mi sembrava interessante, ma perché in realtà non mi sentivo ancora pronta di mettere mano a questa storia. E invece poi l'anno dopo devo dire che l'incoraggiamento di partecipare a questi laboratori, questo ascolto sensibile dell'altro con cui in qualche modo puoi condividere i tuoi sentimenti e le tue emozioni empaticamente, un po' ti spinge ad andare oltre. E quindi questa storia che urgeva di essere raccontata in qualche modo mi è stata permessa, perché forse non lo so se nel chiuso della mia stanza, nei miei momenti di ispirazione creativa, ecco, avrei avuto il coraggio di metterla giù. E poi è nata da sola, nel senso che man mano che scrivevo riaffioravano questi ricordi, in certi momenti mi sembrava che era lei proprio, mi ricordavo quando ero piccola mi raccontava le cose, e a un certo punto dico che mia mamma guardava più alle vite degli altri, li trovava più interessanti rispetto alla sua, no? E invece mi è sembrato doveroso in qualche modo dare dignità alla sua storia e sono sicura che se lei in questo momento fosse in vita e leggesse questa storia si appassionerebbe in qualche modo come se appartenesse a qualcun altro, perché a volte quando qualcuno ci racconta di noi credo che ci appassioniamo di più di come siamo abituati a raccontare. Assolutamente. Io proprio ho fatto questa riflessione proprio in questi giorni che non sapevo cosa dire in questo intervento, e però ho pensato a questa cosa, no? Mi sono immaginata lei messa vicino, mia mamma quando parlava con me, parlava come se io non fossi presente in terza persona. E quindi in questo momento mia mamma, per esempio, direbbe: brava mia figlia, mi è piaciuto quello che hai scritto, sì, cioè come se parlasse di un'altra persona e non di me presente. Bene, grazie Graziella. Grazie a voi. Rossella.
Io conosco Graziella da un po' d'anni, anche se non sapevo assolutamente che quello che ho letto fosse opera sua. Standole accanto in un laboratorio di biografia che abbiamo condiviso, che ha permesso anche a me di partorire una storia familiare difficile, una storia difficile che riguarda una mia familiare, diciamo meglio. Ho apprezzato sempre questa apparente distanza che Graziella prende dalle cose proprio per essere vicina a questa cosa. La rimira piano piano, la guarda in tutti i suoi angoli, le vengono le sue brave crisi, ma sarà da scrivere, ma forse no, ma così poi non credo. E poi piano piano prende l'abbrivio e mette al mondo delle bellissime creature di carta, no? Voglio dire, dei bellissimi racconti. Ovviamente questo dedicato a sua madre ha una valenza particolare. Del brano che hai letto mi hanno colpito alcune frasi, e cioè mentre provo a dare una logica e un senso a quel canovaccio misterioso che è stata per me la tua vita, e mentre scrivo di te mi accorgo che stranamente riesco a dare un senso anche alla mia, come se a partire dal fatto che hai ordinato la tua vita ti è stato possibile parlare di tua mamma. E poi più giù dici una lava bollente di rabbia e di rancore a cui nessuno darà mai il permesso di uscire, perché è un permesso che bisogna darsi da soli. Quindi ancora una volta tu fai capire come questo processo di biografia di tua madre è stato possibile a partire da una rappacificazione, fammela chiamare così, che hai avuto con te stessa e con la tua storia familiare. Detto questo, che è detto appunto in linea più generale, trovo che la biografia è molto bella perché non risparmi nulla. Nonostante quell'inizio più sdolcinato, passami il Sì, infatti. termine, relativo alla fotografia e alle margherite, ai colori sbiaditi, eccetera, eccetera, poi in realtà nel corso del racconto il racconto è anche crudo a volte, non risparmi nulla né relativamente a tua madre e a tuo padre, ma anche alla tua nascita, alla tua prima infanzia, a quello che è seguito, eccetera. Quindi sei riuscita a un certo punto a distaccarti. Se posso dire un'ultima cosa, se Orazio me lo consente, credo che probabilmente ci sarà, voglio sperare anzi, è un auspicio, che ci possa essere un seguito dedicato alla figura di tuo padre. Brava, è quello su cui sto meditando da qualche anno. Appena ho chiuso questo, ho pensato che dovevo prendere il ramo maschile, esatto, che non ci fa sì, una bella figura, devo dire, perché tutti i personaggi maschili poi sì. sono alla fine prepotenti. Sì, diciamo che il giudizio rimane sospeso sul ramo maschile, il tuo Sì, giudizio ovviamente, non il mio, ci sì. mancherebbe. Quindi niente, penso questo, Graziella. Grazie Rossetto. Nella scrittura di Graziella ci sono alcuni passaggi che mi hanno profondamente impressionato, quando ad esempio ci racconta dell'amore, e rilevo inoltre come il tema dell'amore sia una presenza costante nelle scritture autobiografiche dedicate all'isola, a Triachia. Quando lei scrive alla fine quello che resta è l'amore che abbiamo saputo donare, o ancora ti chiedo di ascoltarmi con amore, questa sua scrittura non solo fa riflettere su come noi oggi siamo in grado di pensare al senso di questo sentimento, come donne o come uomini, ma anche come attraverso la scrittura autobiografica contemporanea, ed è questo che mi sembra sia un aspetto rilevante della stessa trasformazione come genere di scrittura, si presenta una sorta di risveglio etico e un pensiero critico che dà valore al sentimento, al potere dell'amore, e lo distingue dall'amore per il potere, che incombe in modo inconsapevole o consapevole nelle nostre relazioni quotidiane.
vorrei sottolineare il fatto che siamo felici, Rossella altrettanto, penso che condivide con me questo, che una persona che abbiamo accompagnato nel corso dei nostri laboratori qui a Catania ha avuto questo esito positivo all'interno di questa sezione. Molti degli scrittori autobiografi che hanno frequentato i laboratori della nostra organizzazione di volontariato che conduco si sono messi in gioco e qualche volta sono riusciti anche ad essere premiati, e questo ci fa piacere, ci fa onore. Come in ogni sezione si svela sempre, si svela c'è sempre un primo classificato. C'è sempre un primo classificato. E la biografia di Fabio Carapezza, dal titolo Quando un uomo nasce maledetto, è la prima biografia classificata all'interno di questa sezione. Invitiamo Fabio Carapezza a leggere e a condividere un pensiero su questa biografia. Io intanto vi ringrazio perché vengo a sapere in diretta e in contemporanea di questo risultato e sono grato alla giuria e, come ho detto lei, professor Balastro, in una nostra precedente conversazione, non sono affatto contento per me stesso, perché alla fine io non ho fatto nulla, in quanto sono contento per mio padre. Sono contento perché, e qui è davvero un onore condividere con gli altri autori questi pensieri, perché mi sono assolutamente ritrovato in questo senso, in questa forza di comunanza con il proprio passato. Abbiamo appena letto infatti 2 storie e, come è anche stato commentato, c'è sempre il bisogno di mettere le mani nella terra e quindi nel proprio passato. Quindi sono fiero, e lo dico proprio consentitemi l'emozione, sono fiero che una persona che in fondo aveva soltanto la quinta elementare abbia lasciato questi diari molto sofferti, macerati, e si potrebbe forse obiettare: ma tu hai scritto una storia personale che alla fine riguarda la tua famiglia. Però il senso proprio di questo nostro incontro e probabilmente il senso della sezione del vostro premio, come abbiamo detto prima, è di dare spazio alle voci di eroi sconosciuti, eroi che hanno fatto la storia della propria famiglia, ma hanno fatto anche la storia della propria terra. E quindi il vero titolo è proprio quello che io ho trovato: Quando un uomo nasce maledetto. Ed è in forma dialogica. Inizialmente è il figlio che parla in terza persona, quando è il momento di ricordare. Ogni volta che apriva l'armadio la vedeva lì. Una borsa seminascosta fra le altre, vicino a documenti, lastre dei raggi, indumenti disordinati. Aveva sempre saputo della sua esistenza e ne conosceva il contenuto, e proprio per questo faceva finta di non accorgersene. Ogni tanto doveva spostarla per tirare fuori chissà cosa, oppure ne cambiava la posizione per ricavare spazio. Dopo un secondo tornava a conservarla in un posto più sicuro dove la borsa potesse riposare meglio, quello dell'oblio. La borsa aveva circa 50 anni. La sua virtù principale, oltre alla robustezza, era la pazienza. Aspettava che lui, il figlio, fosse pronto per aprirla, estrarne documenti, foto, diverse lettere, mettendolo davanti al compito doloroso che doveva affrontare. Si trattava di ricomporre i pezzi della sua vita attraverso la storia della famiglia. Poi ricordò il padre, riverso sul pavimento in cucina. C'erano persone sconosciute per casa, altri erano conoscenti e vicini che stavano in silenzio. C'era anche la donna che lo aveva trovato. Si era avvicinata al figlio, piangendo, e lo aveva abbracciato. Ripercorse i dettagli di quella giornata. Era giovedì 4 aprile del 2002 e in quel periodo non abitavano più insieme. Il figlio condivideva un appartamento con altri 2 lavoratori. Erano circa 6 mesi che aveva fatto la scelta di uscire da casa perché voleva fare da solo, aprirsi al mondo e sfidarlo senza di lui, il padre.
E qui, dopo poche righe, dopo poche pagine, il figlio in terza persona scopre appunto questi diari, di cui è a conoscenza, ma li ha sempre rifiutati, ma capisce che è il momento di fare un percorso sofferente di introspezione e capisce che si deve in fondo specchiare proprio con quanto suo padre, nel suo non detto di una vita, gli lascia. Quando un uomo nasce maledetto. Quanto sto per scrivere non è una storia d'amore, dove alla fine di tante acrobazie finisce tutto bene, ma una storia vera, vissuta giorno dopo giorno per 42 anni, a cercare la felicità, la libertà, l'amore, l'affetto. 42 anni di sofferenza, e dopo tutti questi anni di lotte, di problemi e delusioni, mi ritrovo un fallito al 100%. Forse la mia è una storia singolare e sono sicuro che scriverla possa giovare a qualcuno, e quel qualcuno sono io, il protagonista, perché scrivendola mi sento scaricare la tensione che mi trascino da tutto questo tempo. Spero solo che se qualcuno un giorno la leggerà, vorrà scusarmi per gli errori di ortografia, perché sono arrivato solo alla quinta elementare e negli anni disgraziati. Mi chiamo Manuele, nato 42 anni fa, esattamente il 5 marzo del 1940 a Petralia Sottana, uno sperduto paesino sulle Madonie in Sicilia, a 1000 metri di altitudine. I primi anni di vita logicamente non me li ricordo, ma parenti e amici, compresi i miei genitori, mi dicono che ero molto buono e simpatico, timido e sensibile. Qui naturalmente non era possibile riportare altri passaggi, ma è qui che si apre appunto un universo, l'universo storico della Sicilia, della Petralia, della guerra, dell'immediato dopoguerra, tanto più che mio padre a un certo punto del diario dirà: noi che abbiamo vissuto la nostra giovinezza negli anni 50 abbiamo pagato troppo caro una guerra che in fondo non abbiamo voluto. C'è tutta la parabola della sua storia che lo porterà anche ad attraversare Catania, dove per fortuna la sua fortuna lavorativa si aprirà in maniera diversa e migliore. Lui scappa a 14 anni da questo paese, ha il coraggio di fare una scelta truce, una scelta che un ragazzino di 14 anni non dovrebbe mai fare, eppure lui vuole imparare il mestiere di meccanico che lo porterà fino a lavorare nel deserto e lì a fare la sua piccola fortuna. Una fortuna poi interrotta dalla vita personale a livello familiare e dalla salute. Ma dopo tutto questo percorso tortuoso si arriva alla riconciliazione con il figlio, se vogliamo. Il figlio ha una sua parte importante all'interno del diario, perché è come se si specchiasse, interagisce, e c'è, credo, un percorso quasi di psichiatria, un percorso quasi psicoterapeutico reciproco fra il padre e il figlio, in un gioco fra il detto e il non detto. E quindi si arriva all'ultimo pezzo scelto dalla giuria, di qualche riga, in cui il figlio si rende conto di ciò che è stato e richiude il diario perché sono terminati i quaderni. Richiuso il terzo quaderno, ora non è più solo malinconico, è triste. Ci aveva messo 13 anni per trovare il coraggio di aprire la borsa. Ora non sapeva cosa lo aspettasse nel futuro. La borsa fu riposta con cura nell'armadio, doveva servire ancora. Forse non era arrivato il momento per sua sorella, per fare conoscere il contenuto alla sorella. Adesso il figlio sapeva che cosa voleva fare. Voleva andare al cimitero di San Pellegrino sulla tomba del padre a posare un fiore. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Rossella, posso darti la parola? Sì, sono quasi commossa, mi devo un attimo riprendere a mia volta dall'emozione.
soprattutto perché sì, è assolutamente un percorso psicoterapeutico che il protagonista intraprende, il figlio del protagonista vorrei dire, che l'autore intraprende, perché c'è questo percorso di avvicinamento, dapprima molto distaccato, ma poi sempre più empatico, con il contenuto di quella misteriosa borsa che non era mai stata gettata, anche se era stata riposta in un angolo. Come dire, tempo verrà. E quando arriva questo tempo non è semplice, perché quello che suo padre scrive probabilmente, anzi sicuramente, si sovrappone, almeno da un certo punto in poi, a una realtà vissuta, e quindi diventano tre gli interlocutori: chi scrive, il bambino, il ragazzino che assiste a questi episodi, e l'adulto che vede il padre che parla di questi episodi che lo hanno visto bambino o ragazzino. Quindi diciamo che la cosa si complica. Non è semplice arrivare neanche a quella che poi è la dedica di questo lungo racconto, di questo libro potremmo dire. Non è mai troppo tardi per scoprire un padre eroe. Ciao papà, in questa piccola dedica c'è l'accettazione del papà e c'è l'accettazione del fatto che ha avuto una vita straordinaria, appunto un eroe. Credo che la parola eroe non si limiti, come dire, a un ambito, all'ambito lavorativo per esempio, dove pure questo lungo racconto ci regala appunto diverse immagini della Sicilia dell'epoca, ma anche dello sviluppo del petrolchimico, di questa ventata di ottimismo che in questo settore percorre l'Italia e permette di espandere la sua potenza anche in ambiti internazionali, via via tutta la storia dell'ENI, insomma, eccetera. Credo che sia riferita complessivamente al modo di affrontare la vita di quest'uomo, a partire probabilmente dai 14 anni, in cui fa appunto questa scelta controcorrente di tagliare col suo paese, con la sua vita, con la sua famiglia, e cominciare questo cammino che poi non sarà neanche semplice, non basta la fuga, ma andrà conquistato giorno per giorno. Da ultimo c'è anche questa lotta con la malattia. Aggiungo una piccolissima nota biografica: io sono rimasta molto colpita perché questa malattia, ahimè, la conosco molto bene. E quindi così mi ha colpito il fatto che il protagonista di questa storia soffrisse di questa malattia, e purtroppo mi sono anche resa conto che a distanza di tanti anni non è cambiato molto nella gestione della stessa, non ci sono stati suggestivi passi in avanti. Ma questo, scusate, l'ho aggiunta in una mia piccola nota biografica, ma per dire con quanta partecipazione io abbia letto questo testo. Secondo me lei ha fatto una cosa splendida per se stessa innanzitutto, ma splendida anche per suo padre, al punto che poi alla fine c'è questo incontro al cimitero con nel mezzo un fiore. Grazie per questa sua... La ringrazio molto, perché l'intento era proprio, ripeto, non dare lustro a me stesso, assolutamente. E quando sono venuto a conoscenza, fortunatamente, entro i tempi previsti per mandare i manoscritti del vostro premio, ho detto lo devo mandare, perché è davvero bello che dei conterranei di mio padre possano leggere lui. Infatti è come se la giuria avesse letto lui. È come se sia, ed è giusto che sia così, che il premio lo abbia meritato lui. Io vi sono veramente grato di questo. Lei dove vive? Io abito in provincia di Parma. Ah, ok. Mio padre, alla fine proprio appunto della sua carriera lavorativa, passata, come avrà letto, all'estero, sì, mise radici a Parma, per cui io poi sono nato in certo. provincia di Milano, e la sua vita negli ultimi 20 anni si è svolta in questa zona, insomma. Perfetto. Era solo una curiosità. Ok, grazie. A voi.
Grazie a Fabio Carapezza. Io credo che questa ulteriore lavoro biografico che abbiamo ascoltato ci parla di una cosa molto importante per il nostro premio. Innanzitutto non siamo di fronte a delle memorie istituzionali, cioè siamo di fronte a delle memorie personali, con tutte le sue contraddizioni che può poi portare l'autore che ricostruisce la storia, qui in questo caso il padre del signor Fabio Carapezza, a una riconciliazione possibile con questa figura del padre che viene qui ricordato e che partecipa a questa biografia come le altre biografie a questo complessivo processo dinamico di elaborare una ricchezza immateriale, queste storie, e che tutte queste storie, quelle che abbiamo ascoltato e quelle che fanno parte del nostro archivio, che ci parlano attraverso queste biografie, aspirano poi a a diventare una memoria comune. Questo credo che sia la grande valenza di questa sezione, come anche delle altre, ma soprattutto questa sezione, e che ci pone poi di fronte all'interrogativo maggiore rispetto a questi lavori come esercizio della possibilità di aderire o renderci indipendenti da alcuni valori che queste storie ci raccontano. Ecco, e quindi ritorna per noi come lettori, come attraverso questo ascolto di queste storie, ritorna sempre la domanda: quali sono i valori che noi abbracciamo attraverso queste storie e di cui vogliamo diventare i custodi, i portatori oggi nel mondo in cui viviamo? Credo che ognuno di noi si sia posta questa domanda, e credo che quando anche grazie alle riflessioni che abbiamo fatto nel corso di questi anni, avere indicato l'importanza dei valori che possono essere benefici e non nocivi alla nostra umanità, sia una delle prime risposte che abbiamo cercato di dare per cogliere la valenza di queste storie, che diventano storia comune che condividiamo insieme. Io ringrazio Fabio Carapezza per aver voluto condividere con noi, con il premio, questa sua storia, la storia di suo padre, raccontata attraverso anche i diari di suo padre, che sono stati ripresi da lei, e mi complimento con lei per aver anche all'interno di questa sezione aver ottenuto questo riconoscimento come prima opera selezionata per le biografie della quinta edizione di Trinachia. Io vi ringrazio. Se posso permettermi di aggiungere Prego. soltanto una cosa. Certamente. Proprio mi sono fatto appunto questa domanda: che cosa posso proporre io a un eventuale lettore di questa storia? Io credo che ci sia veramente la forza, la voglia di vivere di questo uomo, come ho detto prima anche Rossella. Non è facile a 14 anni partire e andare, quindi ho fatto un paragone fra i giovani di quel tempo, che poi sono i giovani che hanno fatto l'Italia, sono i giovani che hanno fatto il boom economico, la ricostruzione, il dopoguerra. Mi sono fatto questa domanda: ma qual è la differenza fra i giovani di quel tempo e i giovani purtroppo che vediamo oggi? Ora non si deve assolutamente generalizzare, però se prendiamo un 14enne di quella generazione e un 14enne di oggi, è chiaro che ci sono magari differenze che dovrebbero essere appianate. Quindi se un messaggio mio padre ha voluto dare a qualcuno è proprio quello di non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita e di scommettere sempre sulla libertà, sulla propria libertà di voler fare qualche cosa per se stessi e di conseguenza per la storia e per la storia del mondo. Io credo che l'ascolto di queste storie ci riempia di emozioni e alimenti anche tante riflessioni in ognuno di noi. E questo già è
il primo degli effetti benefici di queste scritture, di queste storie, di queste biografie. Adesso ci lasciamo avendo omaggiato queste storie che diventano quindi, come abbiamo detto, una parte della memoria, della storia che il nostro archivio accoglierà insieme anche alle altre biografie che sono state presentate all'interno di questa sezione. Non dimentichiamo che è stato difficile per tutti noi poi fare una selezione Scegliere, scegliere, sì. È stato molto difficile ed ogni storia merita il suo posto nel nostro archivio, ed è per questo che tutte le opere che vengono di volta in volta presentate all'interno del premio Triniachia sono archiviate in quello che noi vogliamo poi rendere attraverso varie interventi di valorizzazione, la condivisione delle letture, la possibilità di farle leggere, di condividerle, far diventare questo archivio un archivio vivente e partecipato, e credo che questo restituisca il giusto valore alle storie che voi avete custodito nel vostro animo e che avete poi condiviso con noi, e vi ringraziamo di questo. Forse, visto abbiamo avuto la presenza del signor Andrea Pace Giannotta, che è il figlio di Graziella, e non abbiamo dato ancora a lui la parola, magari mi se sembra vuole... giusto, dagliela. Tolgo il muto. Sì, grazie. Mi ha fatto piacere sentire tutte le storie, sono tutte emozionanti, quindi mi farebbe piacere anche leggerle. Poi quella di mia madre la conoscevo, l'avevo letta, e a suo tempo è stato anche, anzi, per dire la verità, me la diede, ho letto l'inizio e avendo capito il tipo di coinvolgimento emotivo che avrebbe richiesto, l'ho messa da parte per un bel po' di tempo, perché l'ho detto, la leggerò quando sentirò mi sentirò in grado di entrarci dentro, perché mi ha molto emozionato, anche perché appunto, diciamo, facendo parte della storia della mia famiglia, è diverso rispetto a leggere qualcosa che non ti appartiene. Quindi ora, risentendola, mi sono ricordato appunto di emozioni che ho provato leggendola, e quindi mi ha fatto piacere. Grazie Andrea. Per l'iniziativa. Prego, Rossella. No, questo dimostra che appunto c'è un tempo giusto per ogni cosa, come dire, no? Non è mai semplice avvicinarsi a certe storie per tutta una serie di circostanze, per uno sviluppo personale, per un punto diverso in cui ci si trova nella vita, eccetera. Scatta quel momento magico in cui, pur facendo male quel tipo di memorie, si è in grado di avvicinarsi appunto empaticamente ad esse. Io ho rilevato nel corso di questi incontri che stiamo realizzando, da una parte nell'impossibilità di potervi incontrare personalmente qui a Catania, poi la difficoltà a lasciarsi. Non so, vogliamo lasciarci dando a voi un'ultima parola? L'ultima parola? Sì. Maria Giovanna Scavone, prego. Penso che è stato detto tanto, penso che una cosa ci accomuna. Purtroppo non è stato possibile conoscerci di persona, perché è sempre bello incontrare chi condivide questa passione per la scrittura, anche perché penso che chi decide di scrivere prima di tutto ama leggere. Questa è una mia cosa. Prima di scrivere io sono stata sempre una divoratrice di libri, e chissà perché ho la sensazione che gli altri due autori condividano con me questa passione. Quindi è sempre molto molto bello, al di là del riconoscimento eccetera, scoprire che ci sono molte persone che amano leggere e che amano scrivere e raccontare, e finché c'è qualcuno che ama raccontare, speriamo che possano esserci sempre più persone che amano leggere. Questo è fondamentale. Grazie. Graziella Puglisi, prego. Sì,
Niente, io volevo dire che anche per me ho realizzato un po' dopo, no? Che mio figlio era un po' fuori dal contesto, ed è stato doppiamente emozionante avere questa testimonianza, perché in realtà quando io ho cominciato a scrivere queste storie, quando comincio a scrivere anche la mia autobiografia e la faccio leggere, c'è come un messaggio, no? Che rimane al di là di tutto. Non è, come dire, una velleità di rimanere immortali, però in realtà lasciamo delle tracce. Poi in fondo, come faccio dire a mia madre, cosa resta se non l'amore che abbiamo donato e quello che le cose ci sopravvivono, no? E sopravvive il ricordo, e sopravvive la testimonianza. Mia madre, per esempio, nella sua vita avventurosa mi ha insegnato una cosa importante, che la vera libertà è la libertà anche economica. Non si può avere un'indipendenza spirituale se non è legata un po' anche all'autoaffermazione, all'autodeterminazione. Questa è una lezione importante per una persona come mia mamma, che come il papà di Fabio è arrivata alla quinta elementare, non ha potuto studiare, però sapeva l'importanza dell'indipendenza, no? E quello è quello che ti rende veramente libero, che ti fa andare un po' oltre. E lo studio e la cultura, che non sono da meno. Grazie Graziella. Fabio Carapezza, un ultimo saluto. L'ultimo saluto ve lo farei fare volentieri da mio figlio Platone, il cagnolino, che guarda caso è stato buono quando voleva ascoltare voi. Nel momento in cui mi sono messo a leggere, lui è venuto e spero che non si sia notato, ma io cercavo con nonchalance di tenerlo un attimo. L'abbiamo visto, un Avete musetto visto? l'abbiamo visto, sì. Ecco, adesso è lì che ha la pallina in bocca e Platone vi abbraccia e vi abbraccio anche io e vi ringrazio davvero tanto. Rossella, salutiamo i nostri ospiti. Grazie a tutti e tre, mi avete permesso di fare un viaggio in territori a volte sconosciuti, a volte che appunto mi facevano sovvenire qualcosa. È stato un viaggio affascinante in tutti e tre i casi e se posso vi esorto a continuare a scrivere. Grazie. Grazie Rossella, grazie a tutte voi e tutti voi, e speriamo di poter avere l'occasione di incontrarci di persona, se non qui a Catania, anche da voi, nuovamente utilizzando questi strumenti di connessione per condividere le altre letture, altre scritture. Grazie a tutte e a tutti. Arrivederci. Arrivederci.